No! Sicura che non morde, ho un po' di paura. No, voleva solo sentire il tuo odore. Lui è un cucciolo. Davvero ti fa paura? Beh, è un cucciolo enorme. Ciccio, vedi la zia Elise? Il nome Ciccio è più adatto a un cagnetto. Ah, no, lui si chiama Brad. Brad Pitbull. Bella battuta. Devo farlo castrare, così si calma un po'. No, ma non mi dire. Anche se non è un predatore, Brad. Allora non farlo castrare? Non ho più parole. Mi capita di tutto. Sempre a me. Scusa se rido. Mi gioco la testa che si innamora di lei. Beh, ci si innamora di chi sembra inafferrabile. Finché non lo si afferra. La borsa! Ruby! Ruby, la borsa! Sì? Ah, la borsa! Ah. Proprio la sua auto. E quindi ti chiami Ruby, esatto? Esatto. Piacere. Lo conosci? No. Si è appena trasferito, cioè non ci siamo mai incrociati. O meglio, mercoledì scorso per sbaglio mi ha visto il culo. Io che ti sto anche a sentire quanto sei scema. Oh no! Non è possibile, scusa! La borsa! Polpettino! Ma che avete? Polpettino! 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 Ho il suo numero. Stai scherzando? Elise lo ha tamponato, si dovranno accordare. E poi è carino. Anzi, Non l'ho notato. è un gran fico, è molto fico. È un tipo normale, niente di particolare. Ma gli stai mandando un messaggio? Beh, non ho parole. Ecco. Scusa ancora per l'auto. Dici il tuo prezzo? Dici il tuo prezzo. Beh, sì. Ma è ambiguo, dici il tuo Dici il tuo prezzo. prezzo è normale. E chiudo con le donne al balcone.